Oggi nella redazione di Hotcorn abbiamo un altro grande ospite, Donato Carrisi. Grazie Donato per essere qui con noi. Grazie a voi. Che è venuto per parlarci del suo ultimo film, L'uomo del labirinto, con una busta misteriosa di cui poi forse vi riveleremo il contenuto. Però io Donato volevo fare un passo indietro, perché a me piacciono i passi indietro. 10 anni fa esce Il Suggeritore, il primo libro. Avresti mai pensato a tutto questo, quello che è successo in questi 10 anni? Sì, devo dirtelo francamente perché io sono un sognatore, lo sono sempre stato. Pertanto se non hai un obiettivo, un grande obiettivo davanti, è la fine. Non riesci più a sognare, non riesci più a scrivere e soprattutto non riesci più a far sognare gli altri. Non si tratta di ambizione, si tratta proprio di sogno. Devi immaginarti la tua vita e i traguardi che ti poni. Quindi sì. Se 10 anni fa il Donato Carrisi di oggi andava dal Donato Carrisi di allora e diceva guarda che tu un giorno avrai Dustin Hoffman sul set, e quel Donato avrebbe detto sì. Ma guarda, è bella questa cosa, no, però è vero, verissimo. Guarda, ti giuro, non è semplicemente una questione di ambizione, è proprio credere in ciò che fai essenzialmente. Diciamo che tutto quello che hai fatto tu praticamente l'hai azzeccato. Donato Carrisi non solo il grande scrittore tradotto all'estero a milioni di copie, anche regista. Davide Donatello con la prima opera pure ci ha messo su quella, e adesso L'uomo del labirinto in sala con ancora Tony Servillo e con questo signore di nome Dustin Hoffman che ti sei ritrovato lì. Com'è nata? Dici subito questa cosa, come ci sei riuscito? Di Dustin Hoffman, nel senso che quando ho scritto il copione, a parte vedevo Servillo nel ruolo di Genco, ma vedevo Dustin Hoffman nel ruolo di Green. Contattarlo è stato complicato perché tiri sul tele, dici Dustin. Soprattutto per quello che avevo da proporgli, perché Dustin Hoffman non fa un film da protagonista da tanti anni. Arrivati a quel livello di carriera non si rischia più, uno non è più disposto a rischiare insieme al film facendo il protagonista. Conviene a determinati attori fare piccoli ruoli che magari se il film va male rimangono comunque impressi. Non è colpa mia, possono dire. Esatto, io ho fatto il mio, sono un grande, quindi piccoli camei. Quando sono andato da Hoffman, quando gli ho proposto una parte da protagonista, chiaramente era perplesso, appunto per questo. Non voleva rischiare col film. Poi gli ho raccontato la storia, si era innamorato. Alla fine mi fa, wow, ok, ci sto. E poi c'era Tony Servillo. Noi italiani abbiamo questa tendenza, tendiamo a dimenticare quanto siamo bravi per gli stranieri. Tony Servillo è un grandissimo attore anche all'estero, stimatissimo, apprezzatissimo. Chiaramente Dustin Hoffman era contento di fare un film italiano con Dustin. E tu guardi questo film e ti dimentichi che ci sono quei due. Te lo dimentichi subito. E ti sembrano veramente due personaggi e basta. Non hai bisogno di ricordarti che quello è Dustin Hoffman e quello è Tony Servillo. Infatti questi nomi, vedete, vengono spesi qui in queste circostanze, però poi... Tra l'altro Dustin Hoffman aveva girato con un altro grandissimo regista italiano che era Pietro Germino, Alfredo con Stefania Sandrelli, quindi insomma sei in buona compagnia, diciamo. Buonissimo, ottima compagnia. Senti, il primo film è andato benissimo, il Davide Donatello, un incasso molto buono. Hai avuto un po' di pressione su questo oppure sempre per la... una cosa proprio... Mi raccomando, Donato. Infinitesimale proprio, no? Il fatto del primo film qual è? Che quando sei esordiente puoi permetterti di tutto, anche da andare male. Se va male dici esordiente. Più di se così. È andato bene, bravo esordiente. Ma però il secondo... Il secondo no. Infatti io non mi definisco regista, perché si diventa registi al secondo film, come si diventa scrittori al secondo romanzo. Io il primo era un esordiente di successo e quello va bene, per cui arriva dopo e il secondo film è una bella prova. Però lo scrittore e il regista sono due figure lontanissime, perché lo scrittore lavora in solitudine, mentre il regista comunque c'è un casino intorno da gestire, o no? No, guarda, ti dico, lo scrittore solitario che si chiude nello sgabuzzino... il mito dello scrittore solitario con la vestaglia che puzza... Ma non esiste, perché chiaramente, anzi, quelli che si autopubblicano, per esempio, su internet, sono pazzi. Hai bisogno di un editore, che è un'altra figura fondamentale, come hai bisogno del produttore nel cinema. Cioè hai bisogno di un confronto continuo con una squadra di persone. Io ho una serie di consulenti che lavorano per me, che fanno per me le ricerche,
perché ho una serie di editor che mi dicono guarda che questa cosa fa schifo. Avere il privilegio di avere accanto delle persone che ti dicono quando stai sbagliando, quando una cosa non funziona, è importante, serve a perfezionare ciò che fai. A te quale piace più delle due professioni però? Ma guarda, entrambe le cose, perché io comincio a girare scrivendo e continuo a scrivere girando. Cioè, tu c'hai il film già che gira in testa. Chi legge i miei libri mi dice sempre, leggere un tuo libro è come guardare un film. E quindi questa cosa... alla fine tu dici, vabbè, allora lo giro sto film, visto che Senti, tu invece che spettatore sei? Quali sono i grandi film, il grande cinema che piace a te? Ma guarda, allora, se parliamo di cinema italiano, io ho una venerazione per Sergio Leone. Perché uno che ha reso il cinema di genere unico, lui ha preso un genere che avevano inventato gli americani, il western, l'ha fatto talmente bene che gli americani non sono stati più in grado di farlo, capito? E Quentin Tarantino per fare un western deve ispirarsi a Leone, cioè è una cosa pazzi. E noi avevamo questa grandissima risorsa in Italia, cioè sapevamo fare il film di genere, quello che poi veniva squalificato e definito B-movie. Sì, per anni la critica poi l'ha massacrato, no? Poi lo stesso Leone, insomma, diciamo. Lo stesso Leone, ma stiamo scherzando. E noi eravamo maestri in tutto questo e avevamo il tempio di questo cinema. La fabbrica dei sogni è Hollywood, la fabbrica delle storie è Cinecittà, tant'è che io questo film l'ho girato interamente a Cinecittà. Ed è stato un momento importante, anche per Hoffman per esempio, che sentiva il peso di questo luogo. Lui quando è entrato per la prima volta a Cinecittà, non c'era mai stato, era come se entrasse in un tempio, era commosso. Anche perché per loro Cinecittà e Fellini, c'è proprio tutto il passato del cinema. Ma non solo, non è soltanto Fellini, è tutto, è quel mondo lì, è lì dove sono nati alcuni dei film di genere, tu pensa al Peplum per esempio. Sì, no? Ben-Hur pure, no? Appunto, sono nati lì e noi dimentichiamo di avere questo posto perché il nostro cinema poi a un certo punto è uscito per le strade, si è sporcato di vita reale, col neorealismo ha fatto una strada diversa, però Cinecittà è stata sacrificata amaramente, devo dire, ed è stato sacrificato un certo tipo di cinema, tant'è che io quando ho proposto per la prima volta un thriller mi prendevano per pazzo, dicevano dove vai? Non esiste il thriller italiano, in Italia si fa soltanto questo tipo di film, tant'è che il pubblico cade in un equivoco clamoroso. Quando si va al cinema, il pubblico che dice allora vado a vedere un poliziesco, una commedia romantica, un thriller o un film italiano? Sembra che il cinema italiano faccia un genere a sé ed è una cosa tremenda perché vuol dire rinunciare a tutta una serie di storie che invece si potrebbero facilmente raccontare. È vero. Senti, qual è il tuo adattamento preferito invece di un libro? Silenzio degli Innocenti sicuramente grandissimo film, molto più efficace del libro. E lì, cioè, sì. dici che il film è più bello del libro di Thomas Harris? Assolutamente più bello perché allora leggere quel libro dopo aver visto il film lo rende un libro magnifico, ma leggerlo prima del film rimani un po' titubante perché ecco il Silenzio degli Innocenti è unico da questo punto di vista. Senti, invece di King, alcuni addirittura mettono sempre Stand By Me al primo posto, sei d'accordo? No. Che è una provocazione no. Ovviamente perché il film è anche il racconto meno kinghiano da un certo punto di vista. No, Shawshank Redemption, che L'ali della libertà. L'ali della libertà, purtroppo in Italia è tradotto con questo titolo terribile, forse rimane il film più bello e il racconto anche più bello di Stephen King. Senti, noi andremo a vedere L'uomo del labirinto, ma tu devi dirci, non c'è due senza tre? Eh? Continuerà la vita del Donato Carrisi regista, cioè il tuo nuovo futuro? Questo dipende dal pubblico, questo sì. Tu puoi sognare in grande 10 anni con 10 anni d'anticipo, però poi ti devi affidare al pubblico, quindi lo deciderà il pubblico se sarà il caso di farlo una terza volta. Allora, parola al pubblico, L'uomo del labirinto in sala il 30 ottobre, grazie Donato Carrisi per essere stato a Corno. Grazie a voi.